è arrivato l'elicottero e adesso gli stanno facendo un attacco, lo stanno operando e stiamo qua appunto a aspettare quali sono le complicanze, sperando che non siano così gravi come sembrano. Il forte boato dell'incidente, poi il terrore. Tutti i parenti che vivono nei pressi hanno intuito che a finire sotto l'auto c'è il loro nipotino. Samuele oggi era a casa da scuola. Sì, per fatalità, oggi era a casa da scuola perché è il carnevale, sono le vacanze di carnevale ed era proprio nel punto lì, in quel momento, quando è arrivata questa macchina di questa persona anziana. L'unica cosa adesso è la salute di mio nipote, questo sì, perché sembra un film, cioè non ti aspetti mai che tu stai giocando in giardino e una macchina ti venga dentro e proprio prenda, ecco, il ragazzino. Una tragica fatalità che poteva finire anche peggio. Pochi minuti prima in giardino era presente anche la sorellina di 8 anni. Con tutto questo spazio per giocare si trovasse in quel momento lì e soprattutto che 5 minuti prima era in casa e prima c'era anche la sorella, però è andata in casa, se no prendeva tutte e due. Questo marciapiede, questo cordolo qui gli ha fatto come da rampa, di lancio. Sì, lui ha dichiarato in ospedale che ha perso conoscenza, si ricorda solo della villa, poi qua secondo me ha perso conoscenza e qua la macchina si è incanalata sul marciapiede e qua, che come vedete dalle immagini, ha preso volo e qua è andato via dritto. L'anziano 76enne, dopo il malore e sotto shock per l'accaduto, è stato portato all'ospedale di Vittorio Veneto. Adesso abbiamo sentito la figlia che è in ospedale, ha fatto tutte le visite neurologiche e probabilmente è stato un malore. Sono arrivate buone notizie proprio da pochi minuti. Da mio fratello adesso, infatti ho un sorriso un po' di più rispetto a prima, hanno detto appunto che si tratta, il problema più grave l'aspetto dei piedi, ecco, l'aspetto traumatologico dei piedi, ortopedico, e sembra che tutto il resto, quindi anche colonna, testa e organi interni sia a posto. Questo era il problema, insomma, che preoccupava di più. Fuori pericolo. Queste sono le ultime notizie di 10 minuti fa, prendiamo attimo per attimo.